Oltre ad Alessandro Darè, presidente Ascom, questa mattina nella sede dell'associazione si trovavano Gianmaria Amato e Rosemary Nordio, rispettivamente direttore centrale mercato e gestore small business della BCC, Banca di Credito Cooperativa Patavina, e Alberto Tagliapietra, responsabile di filiale di Fidimpresa e Turismo Veneto. Si è ritenuto necessario dare comunicazione ad importanti novità che riguardano gli associati di Ascom, che ora possono accedere a importanti agevolazioni. Già ora gli stessi possono fare affidamento nel supporto di queste strutture per avere maggiori informazioni e aiuti nel caso in cui abbiano necessità di ulteriori economie. Il rapporto tra Banca Patavina e Ascom è più che consolidato, ha comunicato il dottor Amato, affermando che è comunque utile ricordare ciò che si fa in sinergia. La convenzione messa in atto ora consta di 3 punti fondamentali. Innanzitutto l'esenzione di tutte le spese collegate alle transazioni POS nel caso in cui l'importo traslato sia inferiore ai 15 euro. Spese e commissioni al di sotto di questo importo vengono quindi abbattute per gli associati attuali Ascom e per quelli che si associeranno. Vantaggio che verrà messo in pratica per tutto il 2023 in attesa che il governo possa intervenire nello stesso senso, rendendo obbligatoria questa condizione. Il secondo punto spiegato da Amato è di ordine tecnologico. Per le transazioni con carte di debito e di credito non sarà più obbligatorio avere un supporto POS, ma sarà possibile per l'esercente fare le stesse operazioni con l'utilizzo di un cellulare con un'applicazione che offre gli stessi standard di sicurezza della macchinetta che siamo abituati a vedere utilizzata. Ciò potrà ridurre i costi fissi dovuti ora anche alle necessità del supporto fisico. Il terzo aspetto esposto è il costo del credito, sia per le linee a breve che a medio-lungo termine, con tassi contenuti il più possibile. In questo aspetto diventa essenziale il supporto di Fidimpresa, in modo da riuscire a creare un circuito che vada ad affiancare l'impresa stessa. L'obiettivo di Banca Patavina è di essere sempre più vicina al territorio, anche supportando le aziende che qui fanno impresa. Il dottor Tagliapietra di Fidimpresa, confermando l'attenzione della Banca Patavina alle esigenze del territorio, ha ribadito l'importanza di creare un sistema composto dall'associazione, dalla banca e da Fidimpresa, sistema che sia vicino all'azienda. I tassi oggi stanno aumentando in maniera sensibile, riuscire a mantenerli contenuti grazie anche alla Regione è un obiettivo raggiunto. Ciò permette la possibilità di erogare finanziamenti a tassi agevolati, abbattendone il costo. Rosemary Nordio, in qualità di gestore small business della Banca Patavina, ha confermato la vicinanza al territorio e alle esigenze del tessuto economico locale. Gli associati che vogliono aderire alle proposte offerte devono rivolgersi direttamente alla banca. Il presidente Darè ha voluto poi ricordare le iniziative del distretto del commercio, invitando ad aderirvi. Si tratta di un'opportunità messa a disposizione dell'amministrazione che non va persa, anche per dimostrare l'utilità della stessa. Microplastiche. Se ne sente parlare molto. Si tratta di frammenti di plastica molto piccoli, generalmente inferiori a 5 mm di diametro, che si trovano nell'ambiente e possono provenire da diverse fonti. Possono essere il risultato della degradazione di oggetti di plastica più grandi, come bottiglie e sacchetti, o possono essere introdotti direttamente nell'ambiente attraverso prodotti cosmetici, detergenti, abbigliamento sintetico e altre fonti industriali. Possono avere un impatto negativo significativo sull'ambiente e sulla vita marina, poiché sono così piccole, possono essere facilmente ingerite da organismi marini come pesci, molluschi, che le scambiano per cibo, entrando così nella catena alimentare. Quando queste particelle di plastica vengono ingerite, possono causare ostruzioni, danni nell'apparato digerente degli animali, interferendo con la loro capacità di alimentarsi normalmente. Inoltre, possono essere assimilate dai tessuti degli organismi marini e possono accumularsi lungo la catena alimentare. Questo può comportare gravi conseguenze per gli ecosistemi marini e per la sicurezza alimentare umana, poiché possono trasferirsi agli esseri umani attraverso il consumo di prodotti ittici contaminati.
A causa delle loro proprietà chimiche, le microplastiche possono assorbire e concentrare composti chimici come pesticidi e inquinanti organici persistenti presenti nell'acqua. Queste sostanze chimiche possono poi essere rilasciate nell'organismo degli animali che le ingeriscono, causando danni alla loro salute e al loro benessere. Di conseguenza, gli effetti negativi possono estendersi anche ai livelli più alti della catena alimentare, includendo gli esseri umani. La diffusione delle microplastiche nell'ambiente è diventata una preoccupazione crescente a livello globale, portando a un aumento degli sforzi per affrontare questo problema. Diverse nazioni hanno adottato normative per limitare l'uso di microplastiche in prodotti come cosmetici e detergenti. Inoltre è in corso una maggiore ricerca e consapevolezza riguardo agli effetti delle stesse e alle strategie per affrontare questa problematica. Gli effetti della loro presenza sull'ecosistema marino possono essere estesi anche agli habitat costieri, possono infatti essere trasportate dalla corrente marina e depositarsi sulle spiagge, danneggiando gli habitat costieri, influenzando la flora e la fauna locali. Inoltre, la loro presenza nell'acqua può inibire lo sviluppo di organismi marini come coralli e ostriche, avendo così un impatto negativo sulla biodiversità. Per proteggere l'ambiente e ridurne l'accumulo è necessario quindi adottare misure a livello globale, come la riduzione dell'uso di plastica monouso, il riciclaggio e l'implementazione di pratiche più sostenibili nell'industria manufatturiera. Inoltre, la sensibilizzazione del pubblico riguardo al loro impatto e il promuovere azioni individuali per ridurre l'inquinamento da plastica sono fondamentali per mitigare questa crescente minaccia ambientale. Anche i comportamenti individuali possono svolgere un ruolo significativo per combattere il problema nell'ambiente marino e quindi le azioni quotidiane di ciascuno di noi, quali ridurre l'uso di plastica monouso come le bottiglie di plastica, i sacchetti, le posate o le cannucce. Ciò contribuirebbe a ridurre la quantità complessiva di plastica che entra nell'ambiente e poi si decompone. Assicurarsi di riciclare correttamente tutti i rifiuti in plastica, scegliere prodotti realizzati con fibre naturali o materiali compostabili, evitare prodotti contenenti microperle di plastica come creme e detergenti. Partecipare a iniziative di pulizia delle spiagge e delle coste può contribuire a rimuovere la plastica e le microplastiche già presenti nell'ambiente marino. Educarsi e diffondere consapevolezza tra amici, familiari, comunità. Sostenere politiche e leggi a livello locale, nazionale e internazionale volte a ridurre l'uso di plastica e affrontare il problema delle microplastiche. Ognuno di questi comportamenti può contribuire a mitigare l'impatto delle microplastiche sulle specie marine e proteggere l'ambiente marino per le generazioni future. La consapevolezza e l'impegno individuale possono essere il primo passo per un cambiamento collettivo nella lotta contro l'inquinamento dalle stesse causato. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Dunque, ieri è stata una brutta giornata per quanto riguarda le barche a vela, perché sapete, ne abbiamo dato comunicazione ieri, ma poi stamattina in particolare, c'è stata quella imbarcazione a vela che è andata a finire a incastrarsi sulla punta della diga di sottomarina. E ricordiamo sempre che sia la Guardia Costiera, ma in particolare il comandante del peschereccio Obbedisco, dovrebbe chiamarsi Cristian Veronese, adesso vado a memoria ma spero di non sbagliare, si è impegnato molto per cercare di, rischiando anche l'incolumità del peschereccio, perché poteva andare a finire a sbattere anche lui, purtroppo però non ce l'hanno fatta e tra l'altro stamattina la barchetta è affondata in diga. A margine di questa situazione, sempre ieri a Malamocco c'è stata un'altra situazione di criticità in cui sono intervenuti per fortuna i carabinieri con la motovedetta, quella grande ultima che è arrivata, vedete appunto nelle riprese di repertorio, e sono riusciti a disincagliare la barca, che c'era una signora, dicono nel comunicato un signore a mezza età, che praticamente era anche in estrema difficoltà, insomma cominciava a essere una situazione abbastanza critica. Sono riusciti a disincagliarlo e a trascinarlo, diciamo, a un porto sicuro
diciamo dovrebbe essere un porticciolo di Malamocco. Quindi per fortuna non è successo a Malamocco quello che è successo a Chioggia, che però in ogni caso nessuno si è fatto male, quindi diciamo in questa c'è da dire, lo diciamo col cappello in mano, perché quando succedono queste cose si corre il rischio di essere antipatici, però soprattutto in questi giorni uno non deve uscire con la barca se non sa bene quali sono le condizioni meteorologiche. Il comandante di una barchetta a vela, un gommone, una nave da 200 metri sa benissimo, dovrebbe sapere benissimo, che prima di mettersi in mare deve sapere bene quali sono le previsioni meteorologiche. È proprio un incipit di tutti quanti i comandanti. Mi dispiace che evidentemente qualcuno l'ha presa sotto gamba. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Dunque, dobbiamo informarvi, ci siamo informati perché alcuni utenti ci avevano già chiamato, che oggi alcune corse della linea 85 salteranno. Ci sono dei problemi, più o meno abbiamo capito cosa è successo, ma non siamo quelli che dovremmo dire questo tipo di problema tecnico. Sarò qui, saranno abilitati a spiegare meglio le cause di questo disagio. Purtroppo vi devo anche dire che potrebbe succedere anche nei prossimi giorni che alcune corse, sembra intanto della linea 85, saltino. Dovremmo riuscire ad avere l'informazione precisa a breve, quindi già in questo video dovremmo darvi la comunicazione. Vi ricordo che nelle fermate di Arriva Veneto c'è il simbolo grafico, il CQR, quindi col telefonino potete capire in tempo reale quali sono le corse che saltano. Ci dispiace molto dell'inconveniente, qualcun altro darà spiegazioni. Ieri, lunedì 24 luglio, durante un intervento di routine, i militari dei Carabinieri hanno scoperto una sorprendente irregolarità in un autoarticolato fermo in località Sarone di Chioggia. Dopo aver concluso il loro intervento precedente, i Carabinieri hanno deciso di sottoporre al controllo il veicolo parcheggiato. All'interno del cassone frigorifero, che conteneva regolarmente vari prodotti ittici, è stata rinvenuta una pedana insolita, ben 18 sacchi contenenti vongole veraci. Tuttavia il conducente del mezzo ha presentato un documento sanitario DDR incompleto, privo di alcune informazioni obbligatorie per la tracciabilità e la sicurezza alimentare. In particolare mancava il tipo di stabilimento destinatario del lotto di vongole e il suo numero CE identificativo, rendendo il documento non valido ai fini sanitari. La situazione ha preso una piega ancora più sorprendente quando sul posto è arrivato il raccoglitore e produttore delle vongole, colui che aveva messo il documento contestato. A quest'ultimo è stata rilevata una violazione del regolamento CE 853/2004 allegato terzo sezione settima riguardanti i molluschi bivalvi vivi, proprio a causa della mancanza di un DDR regolare. Nonostante il valore commerciale delle vongole veraci sia stimato attorno a euro 6.000, le stesse, per via della violazione e per preservare il loro stato di vita, sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Per preservare il loro ciclo vitale e l'ecosistema locale sono state successivamente fatte rigettare nelle acque lagunari vicine. Inoltre il pescatore responsabile della violazione dovrà affrontare una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 2.000. Questo blitz dei Carabinieri serve da monito riguardo l'importanza del rispetto delle norme sanitarie e di tracciabilità del settore alimentare. La salvaguardia della sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente marino sono obiettivi fondamentali e le forze dell'ordine sono pronte a intervenire per garantire il rispetto di queste regole essenziali.
SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Buongiorno. Allora, direi che la notizia del giorno non è tanto quella del maltempo che ha colpito particolarmente questa mattina presto Milano, un disastro, ci sono video veramente terrorizzanti, e questa mattina alle 7 anche pioggia. Per fortuna non è successo nulla di che, se non qualche vetro rotto, qualche finestra ma alle 7 veramente è venuto questo rumore, sembrava quasi il rumore quello del terremoto, che quando sta per iniziare, questo cielo, le nuvole che sembrava di toccarle, queste nuvole nere, questo vento, questo rumore. Per fortuna poi si è affievolito, però stava già iniziando. Qualcuno ha detto che stava formandosi una tromba d'aria sulla laguna del Lusenzo, ma poi per fortuna è finita. Quindi diciamo che le notizie di questo cambiamento climatico che sta distruggendo il pianeta è una notizia ovviamente che non può lasciarci indifferenti. Ecco, detto questo, a me quello che ha colpito molto questa mattina è una notizia che riporto dal Gazzettino di oggi, ed è questa signora, il nome diciamo di fantasia Gloria, che ha fatto questo primo suicidio assistito. Ecco, vi leggo un passaggio che mi sembra molto importante. Allora, la vicenda della trevigiana, una signora della provincia di Treviso, segna una svolta in materia. Come nel precedente, infatti, l'USL ha accertato i 4 requisiti stabiliti dalla sentenza 242/19 della Corte Costituzionale, la cosiddetta sentenza Cappato, per poter richiedere questa procedura di fine vita, ovvero decisione in piena autonomia, quindi una persona che è ancora diciamo consapevole di quello che fa, consapevolezza da parte del soggetto, è una patologia irreversibile e fonte di sofferenze che il diretto interessato reputa insostenibile. Infine, la presenza di trattamenti di sostegno vitale. Proprio qui sta la novità, perché per la prima volta sono stati considerati tali i farmaci antitumorali mirati assunti dall'ex artigiana. La signora è una tappezziera in pensione. Poi ci sono i vari passaggi, vi invito a prendere il Gazzettino, invito sempre a comprare qualche giornale, a leggerlo. Noi cerchiamo di leggerli, insomma, anche non solo quelli locali e nazionali, ma magari anche qualcos'altro. Ecco, detto questo, questa vicenda, vi dico la verità, mi colpisce particolarmente, perché nell'articolo sono riportati anche i pareri contrari. C'è un consigliere regionale che dice appunto che Stefano Valdegamberi, che del gruppo misto, e John Formaggio sono assolutamente contrari, o sono cattolici praticanti, rispettano la decisione della signora Gloria, però non voteranno mai una proposta di legge che prevede la morte. Ecco, invece in questo caso, diciamo, siccome sono stati accertati tutti questi requisiti, il medicinale di fine vita e l'apparecchiatura, praticamente insomma, per far passare questa medicina, chiamiamola medicina, se l'è potuta infilare da sola, e la signora domenica mattina ha fatto questa procedura si è suicidata. Questa è la parola, è inutile che la giriamo, la voltiamo, eccetera. Allora, personalmente su questa cosa del suicidio assistito, fino a qualche tempo fa ero personalmente un po' contrario, perché siccome sempre leggendo i giornali è già capitato altre volte di leggere, non in Italia ma altre situazioni dove magari vanno a soccorrere una persona che ha chiesto soccorso, gli stessi infermieri, vedendo che questa qua è un disabile, sporco, una persona trasandata eccetera, dicono tanto deve morire, lascia che si arrangiano. Quindi diventa, il confine è proprio un po' particolare, è una cosa molto sensibile. Però c'è anche da dire, parlavo con un amico proprio questa mattina, che in effetti da diverso tempo ho avuto anche un modo personalmente, non in persona diretta ma indirettamente con persone proprio di conoscenza, che un tempo per alcune situazioni una persona moriva per l'incidente stradale, per
per il tumore, per tutta una serie di cose. A un certo punto, invece adesso da qualche anno, evidentemente per fortuna sotto questo aspetto la medicina va avanti e quindi tante persone vengono salvate dalla morte immediata o diciamo che comunque sarebbe sopravvenuta nel giro di poco tempo, e quindi riesci a tenerti in vita, ma purtroppo ti tiene in vita in una maniera. Infatti c'è un altro passaggio che mi è piaciuto molto di questa signora che dice: la vita è bella, scusate, la vita è bella, la vita è bella, ma solo se siamo liberi, e io lo sono stata fino alla fine. E dice grazie, ha ribadito i familiari che chi l'ha seguita vicino, che è stata negli ultimi momenti. Quindi rimanere allettati sapendo che questa malattia può solo peggiorare e a un certo punto diventi un vegetale e sei di peso anche agli altri, e il prezzo è di sofferenze anche non da poco conto. Se una persona vuole a un certo punto farla finita, è un dilemma importante, però vi chiedo anche a voi che seguite Chiusa Azzurra, che avete una vostra idea, nei commenti scriverlo, spiegarci un po' dal vostro punto di vista. Io devo dire la verità, sono diventato favorevole a questa cosa perché penso, se mi dovessi trovare in queste condizioni, se volessi continuare a fare una vita del genere, io non lo vorrei fare, preferirei a un certo punto farla finita. A volte non hai la possibilità da solo di farlo perché dipende anche dalle tue condizioni fisiche, perché se continui ad avere una certa forza è difficile che provi a suicidarti, bisogna che sei particolarmente depresso, oppure, questo ovviamente non è un invito al suicidio, sia chiaro, anzi la vita è importante, soprattutto chi ha figli, chi ha diciamo altri interessi, deve tenere duro fino al possibile, però se a un certo punto una persona non ha via di uscita e può essere aiutato, personalmente penso che sia la cosa migliore.